Il tempo delle promesse è finito. Nel programma elettorale di tutti i partiti c'erano provvedimenti immediati al caro bollette. Le associazioni di categoria non hanno dubbi. Il problema dell'energia deve essere affrontato subito, lo hanno detto tutti anche in campagna elettorale. Vanno bene sicuramente i provvedimenti che finora sono stati presi, però bisogna prenderne altri, bisogna fare un programma a lungo termine di investimenti in modo tale da poter essere meno dipendenti da altri. Gli fa eco Matteo Ribone, direttore della CNA del Veneto. Noi ci aspettiamo che il governo negli affari correnti dia risposte alla questione energetica per le famiglie e per le imprese, perché questo è il punto centrale e che necessita di un'azione veloce, perché dal 1° ottobre comincia una stagione anche dal punto di vista del riscaldamento e di tutto quello che ne consegue. Una situazione che pesa in maniera grave sulle imprese e sulle famiglie, commenta Mario Pozza. E questo vuol dire diminuire la capacità di spesa, questo vuol dire mettere a rischio posti di lavoro nel mondo del commercio e non solo nel mondo del commercio, ma soprattutto un impoverimento che può portare anche a delle tensioni sociali. Non solo, Ribon spiega anche che il tempo per la formazione del governo dovrà essere rapido, anche perché quello che accade a livello internazionale non ci consente di rimanere in una situazione di stallo. Non solo. È evidente che questo governo, questa comunque maggioranza, dopo vedremo insomma quando verrà formato il governo, ha dichiarato anche nelle proprie attività, nei propri programmi, di avere un'attenzione particolare al mondo della piccola impresa e dell'artigianato e dei contesti produttivi. E mi aspetto questa attenzione, che questa attenzione venga poi da subito sviluppata attraverso un coinvolgimento, un patto sociale anche con le parti sociali. Per quanto riguarda il Veneto, conclude Ribon, l'auspicio è che gli eletti sappiano rappresentare il territorio e abbiano attenzione alla specificità di queste zone.